Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba e che tempacci, che brutte giornate sulla Galilea, piovono razzi, è una situazione complicatissima dello scacchiere internazionale. E allora andiamo a bagnare, andiamo a bagnare. È difficile trovare lo stimolo a sostenere, come voi sapete, le politiche di uno Stato, un avamposto occidentale del Mediterraneo che io ho sempre un po' militarmente stimato per le sue capacità. Oggi, con i dati che arrivano, 2900 sono i razzi sparati su Gaza, e di ieri quell'immagine terrificante che riprendono i giornali quasi tutti, tolto una sorta di salti di impostazione, ma la stampa ne parla. Razzi israeliani sul palazzo dei media, Hamas, vi colpiamo al cuore. E voi sapete che Benjamin Netanyahu non è uno che scherza, quindi dire queste cose a un popolo così fiero, che è stato perseguitato per millenni, insomma, non è una grande idea, però in qualche maniera, ovviamente, se pensiamo che la propaganda porta a parlare di 145 morti dalla parte palestinese, di 8 morti in Israele, chiaramente fa passare come un mostro lo Stato ebraico e i caccia con la stella di Davide che volano sui cieli della striscia di Gaza, scusate. Andiamo avanti. Bene, voi come state? In questa giornata plumbea, sono 2 giorni che c'è un tempo abbastanza miserevole, non piove, ma quella sorta di piogetta nebulizzata, mentre noi cosa facciamo? Facciamo il proraso e l'armadione chiuso. Signori, qua siamo sempre alle solite, qua bisogna fare un pre-rasatura, come vedete, sempre una boccetta di vetro, ottimo prodotto per dischiudere a qualche ricordo del passato, che andrà addirittura ai tempi degli anni 20. Sto leggendo un libro di cui magari trarrò un breve articolo, che è questo, quindi dischiudiamo dall'armadio chiuso le squadracce fasciste a Ferrara. Giorgio Rochà, Italo Balbo, questa è una pregevole pubblicazione della UTET, della collana La vita sociale della nuova Italia, scritta da Giorgio Rochà, mio professore, eccolo qua, guardate come ride, mio professore di storia contemporanea a Scienze Politiche a Torino nel 1985, che oltre ad altri 5 libri mi aveva affibbiato tutto questo bel libercolo da studiare sulla storia di quest'uomo. Quindi dall'armadio chiuso tiriamo fuori ricordi della mia vecchia esperienza universitaria, tiriamo fuori storie di regime, insomma. Poi vi dirò perché ho tratto un articolo incastrato dentro un qualcosa che ci esce da Panorama. Ma non distraiamoci, oggi facciamo una rasatura in stile in salsa extra. Questa piace tanto a Davide, che saluto e che ringrazio per quello che sa, per la copia del Panorama anticipata che poi vi farò vedere. E questo è il nero che Davide può andare a acquistare da Extra a Settimo Torinese dall'amico Don Ciniello, che lo aspetta a braccia aperte. E con cosa andiamo a raderci? Con il manicazzo tonarello dentro la Fabergé, che a mollo da non più di un quarto d'ora, perché il tasso ragionevolmente non ha bisogno di lunghi passaggi in acqua, e quindi strizzando neanche troppo cominciamo a montare la nostra 2 novembre, quando non è proprio come il giorno dei morti, insomma. Certo che la politica si infiamma e i giornali sono tornati di nuovo a parlare di politica. C'è Salvini, adesso non è che la maglia verde ce l'ho per qualche ragione di sostegno della Lega, l'ho comprata perché avevo dimenticato la t-shirt e a palo laziale ho dovuto comprarmi da un negozio di cinesi una t-shirt mercoledì, quindi oggi l'ho indossata, insomma. Quindi non è pro Salvini, certamente la guerra tra il morbido Enrico Letta, morbidissimo, quindi parente proprio di Gianni, scuola di diplomazia, lui pisano, no? E qua c'è un piccolo attacco, neanche tanto piccolo, sul Domani, sulla spalla di sinistra, è Giorgio Maletti che scrive. E poi vi dirò, quando andremo a leggere i giornali, cercherò di stare in tempi che non riesco mai a rispettare, perché sono di fatto una persona completamente inattendibile sotto questo punto di vista, e quindi è chiaro che poi le visualizzazioni tendono a languire, perché io ho notato che difficilmente riesco a raggiungere un numero di visualizzazioni crescente, quindi andiamo a montare. E quindi questa
nera sparsa sul fondo, in ragione che non vi ho fatto vedere ingenuamente perché distratto dal mainstream, dovrebbe, anzi porterà sicuramente, essendo una crema destinata a garantire ottimi montaggi come tutti i prodotti Xtro, e preparare la rasatura della domenica, che oggi prevede un niente perché c'è un giro in bici stasera, solito 12 km che cerco di svolgere da qui alla spiaggia delle Gorette per evitare che lo strato adiposo mi costruisca attorno ai fianchi un salvagente, perché poi gli anni tendono, non so, avete visto per esempio Santoro, il giornalista Roberto Domenico Santoro, come si chiama? Vabbè, quello di Tempo Reale, non ricordo mai il nome di battesimo, ma è diventato tre volte. Era molto più magro quando mangiava la Rai, adesso come mai è diventato più grasso? Forse mangia male. Ma intanto stiamo montando, andiamo benissimo, non bene, quindi cerchiamo proprio di preparare una schiuma un po' più alta rispetto alle ultime. Quindi bisogna muoversi e qua abbiamo scelto la prima pagina della Stampa, come vi ho detto, presa dal sito in bianco e nero, e c'è Salvini che attacca Letta, che dice sono la sua ossessione. Io non so se Letta col suo gasometro, lo vedete quando è filmato, c'è il gasometro del viale che porta la Basilica di San Paolo fuori le mura, dietro viale Marconi, viale dell'Euro, insomma via Laurentina. Non so perché è appassionato di quel dipinto, sarà un suo amico che l'ha fatto, ma insomma il gasometro di Roma è stato, è vero, sfondo di tanti film girati a Roma negli ultimi anni da registi nostrani. Ma al di là di quello è ossessionato da Salvini, certo. Il problema sono le riforme. Qua c'è la riforma della giustizia, la professoressa Marta Cartabia, che non ha proprio la faccia di una simpatica. Io comincerei intanto a prepararci, così poi svelerò con che ferro mi farò la barba, perché la barba voi non la vedete più, o meglio la vedete sotto lo strato del clorato. Bagniamo, non rimuoviamo completamente il prebarba perché non ha senso, ed è una barba che è stata fatta ovviamente malamente, in maniera bovina, nel bagno dell'Hotel Umbria davanti all'uscita del casello autostradale di Attigliano tra Roma e Firenze giovedì mattina, con un raso di plastica per forza. Ecco, mi ero portato in valigia quantomeno un aftershave, mi ero messo l'acqua Velva blu 100 anni special edition, almeno quantomeno per presentarmi in sala colazione preparato, no? Presentabile, mentre l'acqua che abbiamo messo in viso e che il pennello ha recepito e ulteriori movimenti circolari nella nostra Fabergé ci preparano a una rasatura che oggi faremo con un rasoio quindi abbastanza impegnativo, o meglio, abbastanza efficiente, che io adoro, che è un single edge, che voi avete già visto. Presto mi munirò di qualche altro arnese. Possiamo provare a bagnare un po' per vedere che effetto fa, per esempio, un'aggiunta di acqua dentro, voi vedete, non tanto, non troppo, per vedere se riusciamo a combinare, soprattutto nella prima stesa che è su un pelo molto folto, una maggiore vaporosità di questa ottima 2 novembre, che certamente se viene più bagnata, più acqua nel pennello, più mi diverto come un fringuello. Ma questa l'ho inventata io, ma bene. Sì, perché sono stato 2 giorni nel Lazio, una zona di agricoltura, di castelli, sull'Appennino centrale laziale, posti bellissimi, noccioleti. Sono passato a Sutri, voi sapete, Vittorione Sgarbi e Ivi, sindaco eletto da 3 anni, candidato anche a sindaco di Roma, perché i giornali poi parlano di questo, qua domani si parla di candidature, Sgarbi è uno dei candidati di Roma, e Albertini non si candida a Milano, e ora il centrodestra è nei guai. Vabbè, cominciano a uscire i sondaggi, cresce Fratelli d'Italia. In ogni caso, questo viaggio nell'Italia centrale dà sempre la possibilità di capire che ci sono 2 Italie, no? C'è l'Italia del centro-nord, affannata e produttiva, e c'è l'Italia centrale dove si lavora, non dico di meno, ma con alti ritmi. Sono stato bloccato all'ingresso del centro storico di Castelnuovo di Farfa, in Sabina, in provincia di Rieti, da un simpatico venditore di fiori che voleva vendermi una pianta, una specie di piccolo ficus. Questo alle 2 del pomeriggio di giovedì, voi capite che
dovendo andare da un cliente dopo 20 minuti, non potevo presentarmi coi fiori, avrebbero pensato male di me. Però per dirvi, ci sono persone che svolgono attività molto, molto marginali, no? E questo signore lamentava che prima riusciva a mettersi nello svincolo che da Passo Coreso, dove c'è il centro Amazon di Roma, voi sapete, in una posizione dove vendeva più piante, ma lì qualcuno probabilmente gli ha fregato il posto e ha cercato di vendere a me qualcosina per fare giornata. Mi ha fatto tenerezza. Vabbè, comunque andiamo avanti. Qua abbiamo abbondantemente preparato e quindi io ritengo, proprio perché il tempo è tiranno, di andare avanti. Io spero mi vediate con una luce discreta, approfittiamo ancora per qualche mese, per un mese e mezzo, scusate, 2 mesi e mezzo di questo bagno quantomeno luminoso, e quindi con questi profumi eccellenti, devo dire, di cipresso e di olio di neem e olio di rosmarino, nonché olio di melissa, vi rifaccio vedere, ci predisponiamo a decorticare il mio viso barbuto. Va bene, molto buona la consistenza. Allora, voi avete già capito con cosa mi raderò, quindi adesso, saltando di palo in frasca dalla rasatura alla cronaca, andiamo a presentare il single edge. Questo cos'è? Il Razorrock Black Hawk 2, una spada nera, single edge, eccolo qua. Adesso noi andiamo, dopo aver mostrato, se riesco, con un fuoco che la mia Canon riuscirà a consentirmi, le linee austere, diciamo da casa da film di James Bond. Forse James Bond avesse avuto Ian Fleming, no? Ispirando i suoi romanzi, avesse detto: James Bond aveva un Razorrock Black Hawk 2. Bene, il Black Hawk 2, sapete, si carica con le Captain Titan Mild, no? Quindi carrellino, quindi portiamo in carica verso destra mia, cioè sinistra vostra, e poi estraiamo una lama che ha tutti i crismi per essere considerata una lama chirurgica giapponese. Quindi non fate i furbi, cioè non scherziamo, ma non è che qua dobbiamo portare rispetto, non per i giapponesi, che sono, tutto sommato, sono un popolo come tanti, a parte i loro ciliegi in fiore, ma sanno fare il loro mestiere. Questa è la lama accomodata sui 2 pioli del nostro secondo pezzo, il coprilama in questa particolare lega, che ha un suono tutto suo, sentite, sembra uno xilofono, vabbè. E poi andiamo a serrare con il nostro manego, dal manego, e andiamo subito a radere, perché qua non possiamo sciupare minuti preziosi. Andiamo qua, vi lascio, se Marco Cappato riesce, silenziandosi, perché sta parlando, sto rileggendo Stampa Regime edizione 935, sentite il suono, qua non lascerà scampo, e si sente un po' di strappo nella parte gola, dove chiaramente il pelo, però guardate il taglio. Io volevo farvi vedere la potenza di taglio, se riesco, visto che oggi è la barba di 3 giorni anziché dei soliti 2, cercherò di mettermi a fuoco. Nonostante i passaggi ripetuti, qua non rimane niente, qua va via tutto. Mento. Mettiamo alla prova il filo delle Captain Titan Mild della Kai. Non vi ho detto, sono prodotte da Kai, ma questo l'avete capito, dai. Non facevate finta di non saperlo, dai. Bene. Io non guardo mai il telegiornale di Rete 4, e ho visto ieri Paolo Guzzanti, un finissimo polemista, giornalista del Riformista, fa anche rima, qua facendo il Garola, ecco qua, lì è sempre il punto debole, mi taglio sempre, è un angolo che Gesù bambino mi ha messo lì, che io mi taglio, vabbè. Zona Baffi, mentre l'aria proveniente dalla corte del palazzo fiorito, anzi sfiorito,
mi asciuga la crema e quindi io non vado oltre perché il primo passaggio è assolutamente esaurito, niente da dire. L'esposizione ve la posso rimostrare se riesco a sciacquarla per farvi capire che se voi decidete di radervi con questo rasoio uscirete con una barba di porcellana, sembrerete una bambola Lenci con le gote rosse, rosa, bene, bambole d'epoca. Bagniamo. Allora qua possiamo fare due cose, o passare il secondo strato o passando direttamente dalla stampa che ha messo in prima pagina l'attacco dei missili sulla sede delle agenzie di stampa di Hamas, della Associated Press e di Al Jazeera, ha tirato giù tutto. Io avevo anche un video ma non vi voglio ammorbare, l'avete visto, comunque impressionante. Andiamo a vedere due fronti opposti. Il Domani apre comunque con Albertini, quindi non parla dei missili di Hamas, parla del PD che non può tacere sullo scandalo Toscane sui rifiuti a Santa Croce sull'Arno, dove c'è uno dei più grandi poli conciari italiani, mentre Tirreno mette in prima pagina il coraggio di Christian. Parla dell'ospedale, la mia vita non è cambiata. Il Tirreno in prima pagina non parla di cronaca internazionale, poi la riprende all'interno, ma parla di questo giovane Christian Volpi che in un incidente si è svegliato, non aveva più le gambe e quindi viene portato in prima pagina della stampa locale. Quindi voi, se avete piacere di leggere così un po' morbosamente delle disgrazie di questo povero ragazzo che insegnava canottaggio, kayak a Livorno, comprate il Tirreno. Se invece volete sapere nelle città dove si voterà in ottobre, perché non dimenticate, io lo so che alcuni di voi non sapranno che a ottobre si vota in città come Milano, Roma, Torino e Bologna, Napoli, no, io ve lo dico, poi magari voi fate cosa volete. Qua abbiamo Albertini che guarda con uno sguardo come dire: ma cosa mi stai chiedendo? Forse non ci siamo capiti. A 71 anni Albertini gli fu proposta, anzi è stata proposta la candidatura a sindaco di Milano, sapete che lo era già stato, e qua a scrivere Nicola Imberti che dice: un buon punto di osservazione sicuramente Bologna. Mi parte da Bologna perché Domani di Mattia Feltri, che è bolognese, modenese, fa ovviamente pubblicità all'Emilia Romagna, dove abita anche Romano Prodi, che è amico di De Benedetti, che paga, no, la stampa di questo pregevole quotidiano. Devo dire la verità, sapete la mia posizione. Sotto le due torri, torniamo a Bologna, il rosso è un po' più sbiadito di qualche decennio fa, e comunque la vecchia signora dei fianchi un po' molli, qua è Francesco Guccini, lo scrive anche copyright, ha già elaborato da tempo il lutto della svolta della Bolognina, Occhetto, e della sorprendente vittoria di Giorgio Guazzaloca, che faceva il macellaio a Bologna nel 1999, diventato sindaco. Quindi prosegue, andrò rapidamente ovviamente, Milano addio. Lì a differenza di Bologna, Matteo Salvini aveva individuato un nome, quello dell'ex sindaco della città dal 97 al 2006, per l'appunto Gabriele Albertini. E così Albertini aveva comunque declinato l'offerta perché non aveva convinto gli alleati questa proposta. Andando avanti, pare che all'origine della scelta, voi vi stupirete, ma come mai? Scelte personali. E all'origine della scelta ci sarebbe soprattutto la contrarietà della moglie, che forse ha capito, prima di altri, che non si trattava di una buona occasione. Forse per lei, magari non le piaceva una casa che gli avrebbero dato, non aveva voglia di rimettersi a fare la first lady meneghina col panatum. È il panatum, che è il panatum. Niente, Albertini bruciato. Poi andando giù a Roma, cercasi il candidato più accreditato, quindi sarà a Milano Maurizio Lupi, che resta in corsa insieme all'ex manager di Telecom Riccardo Ruggiero, con la I. A Roma, anche in caso, perché parliamo anche di Roma, di un diniego di Bertolaso che pare già certo, Ignazio La Russa, intervistato dal Corriere della Sera, ha assicurato che c'è già un altro nome pronto. E qual è? Nessuno lo sa. La coalizione è divisa, parliamo sempre di destra. Meloni continua a crescere nei sondaggi e le comunali saranno il primo appuntamento in cui si capirà se i voti virtuali sono anche reali. Mi sa che saranno reali, sì. Andrea Reali e domenica, che barba! Nella spalla Industrie Rifiuti 'Ndrangheta vi ho promesso questo articolo perché nel triangolo perverso tra industria, ambiente e politica il caso di Santa Croce, sull'Arno, provincia di Pisa, è ancora più grave di quello di Taranto.
L'Ilva aveva la forza di imporre alla comunità lo scambio osceno tra posti di lavoro e inquinamento. In Toscana il settore conciario, frazionato in centinaia di imprese, per decenni ha sparso illegalmente veleni come scorciatoia per difendere se stesso e i suoi 6.000 posti di lavoro. Tutti sapevano. Potrebbero il segretario del PD Enrico Letta, Pisano, il governatore toscano Eugenio Giani o il suo predecessore Enrico Rossi dire non immaginavo niente del genere? La risposta è no, quindi approfondiamo, bravo il Domani, bravo Feltri, coraggioso. E poi andiamo a pagina 4, io ho preso due piccoli esempi qui perché il neomelodico canta i pentiti, sono la vergogna della gente. Ecco, questi sono coloro che prendono centinaia di migliaia di visualizzazioni, io non riesco a farne 300, e questo Leonardo Daniele De Martino, cantante neomelodico napoletano, pubblicato sulla piattaforma YouTube il 13 maggio, il video ha già raggiunto oltre 100.000 visualizzazioni. Si tratta dell'ennesimo testo inneggiante ai valori della malavita che dileggia chi sceglie la strada del pentimento. Sinu pentit, sinu uomo fallit, sinu pentit in giallo, si un uomo fallit. Comando io, un'altra canzone. Comando io viene messa in scena la vendetta consumata da un figlio al quale hanno ucciso il padre, e il videoclip è stato diffuso nel 2017 e ha raggiunto oltre 9 milioni di persone. Quindi questa antistato, no? Questa giustizia che non esiste, questo stato incapace di imporsi, favorisce il sorriso di Daniele De Martino, che qua vedete con i denti, si sente un George Michael, vedete anche una barba abbastanza malfatta da qualche barbiere della contrada del pallonetto che non sa usare il mano libera e neanche lo chavette, ma andiamo avanti. Lo sfogo di De Martino ovviamente se l'è prese, ha detto: miei cari giornalisti, prima di scrivere un articolo su un giovane che non disturba mai nessuno, provate a ragionare da genitori. Canto per tanti bambini che si innamorano con le mie canzoni. Faccio del bene, scrivete qualcosa di bello. Ed anche in questo caso, commenta il giornalista, nulla di nuovo con la solita litania sui giornalisti che scrivono cose brutte per vendere copie e sui bambini innamorati della mia musica. L'ultimo singolo, Sinu Pentit, preannuncia l'uscita anche di un film dove il protagonista sarà De Martino, quindi dai palchi neomelodici della Campania, dell'Agropontino, della provincia di Napoli, di Casalnuovo, a un film alla grande ribalta, perché vanno in scena anche questi film. E poi parliamo anche di un film che non potete perdere. E poi andiamo a pagina 6, qua parlando di profilazione dati è un'ossessione, tutti avete Alexa in casa, la chiamate in continuazione, avete cellulari accesi, raccontate tutti i fatti vostri nei social e poi vi lamentate che non c'è il rispetto della privacy e delle telecamere Hikvision montate nelle procure italiane. Ne ha parlato Sigfrido Ranucci, io ne avevo parlato 2 settimane prima, come ricordate, di questo problema. In ogni caso, con la profilazione vocale, questo è il Domani, la sorveglianza diventa seducente. L'articolo è scritto bene da Federico Guerrini, posizionato a Trento nella redazione del Domani. Il modo in cui emettiamo suoni può fornire una miriade di informazioni utili a classificarci. Per il bene, partiamo dalla parte più interessante, si possono scovare ad esempio indizi di problemi mentali o cardiaci, e per scopi meno nobili invece una banca potrebbe negare un mutuo etichettando il cliente al primo ascolto come inaffidabile, o un call center dirottare su un binario morto la chiamata di chi è percepito come un seccatore. Eccolo qua, io sono un seccatore, non mi daranno mai un soldo a credito. Joseph Thurow, professore all'Università di Pennsylvania, ha approfondito l'argomento. Oltre a telefonini e smartphone si dialoga con gli smart speaker casalinghi ed alcune smart TV, con i navigatori delle automobili, con i braccialetti connessi come il recente Halo di Amazon, che l'azienda dice essere in grado di analizzare le emozioni trasmesse quando si comunica con l'esterno. Ve lo garantiscono, se avete dei dubbi che il braccialetto non esponga all'esterno i vostri sentimenti, Halo di Amazon lo fa, e così avete una motivazione in più per comprarlo. Può servire a prevenire malattie ed incidenti, infatti uno di questi è un buon uso, la tutela della salute mentale, come abbiamo detto. I pazienti a rischio di depressione,
sindrome post-traumatica e altre patologie possono caricare degli spezzoni sonori. Questi vengono poi analizzati fornendo ai terapeuti informazioni preziose sulle condizioni di salute degli assistiti. E non si può mentire. Perché non si può mentire? Perché l'analisi della voce potrebbe infatti consentire ai software e alle aziende che li gestiscono di conoscere una persona meglio di quanto essa conosca se stessa. È vero, verissimo. Togliendole pure la possibilità di mentire, come accade nei sondaggi di opinione. Si illustra come Alexa potrebbe capire dall'analisi vocale di un utente che sta covando un raffreddore e offrirsi di farle spedire dei medicinali. I dispositivi di ascolto vocale, avverte il professor Thurow, verranno venduti a basso costo ed introdotti quasi surrettiziamente fino a quando diventeranno quasi ubiqui e sarà molto difficile, se non impossibile, rinunciarvi. È la sorveglianza seducente. Molto bene, andiamo a bagnare, andiamo avanti. Secondo passaggio attende, il viso è praticamente asciugato, dobbiamo andare a fare il secondo passaggio. La presenza di barba è ancora notevolissima. E andiamo a ripescare nella nostra ciotola. Eccola qua, ancora un imponente, perlomeno apprezzabilissima presenza di schiuma 2 novembre. Vediamo se basterà o se sarà necessario aggiungere un tantino d'acqua. Io aggiungerei un po' d'acqua perché adesso questo fatto che lavoro sempre all'asciutto mi sento sempre in difetto, no? Allora, la barba wet shaving si chiama wet perché è bagnata, no? Perché sennò che barba secco. Barba secco potrebbe essere un personaggio del Corriere dei Piccoli degli anni 50. Va bene. Benissimo, qua prepariamo, mentre a ogni passaggio un profumo di oli, ogni volta che passa il pennello si sprigiona sotto il naso, perché il pennello vi passa sotto il naso e ogni passata percepite la meraviglia, qua mi è cascato un po' di schiuma, di questi oli emolienti che sono stati messi insieme e assemblati, un po' di movimenti circolari pompeiani che avevamo dimenticato. Bene, andiamo a pescare perché dobbiamo utilizzarla la crema sparsa sul fondo. La crema scura ce n'è ancora una parte, come vedete, e prepariamoci al secondo passaggio. Allora, archiviato il domani, per una sorta di legge del contrappasso dobbiamo dare anche dignità al Tirreno. Adesso non smontiamo il Tirreno, che poi ne esce ovviamente in edizione Livorno, Rosignano e Cecina, dove ci sono 3 redazioni del Tirreno, proprietà Gruppo Geddi, John Elkan, tutta roba loro, perché anche questi giornaletti locali spopolano il Tirreno nella costa livornese, ovviamente molto letto, come Corriere dell'Umbria, il Corriere della Sabina in provincia di Rieti, ma manco a dirlo, tutte questa miriade galassie di giornali di carta che paradossalmente vengono veduti in rapporto molto più in numero di copie superiore rispetto alle major, ai grandi primi 3 giornali Stampa, Repubblica e Corriere, anzi Corriere, Repubblica e Stampa, perché vengono letti dagli anziani, che gli anziani non usando i tablet e usando, usando i telefonini, ma non vedendoci bene, continuano a prediligere il caffè al vetro nel bar con il giornale aperto sul frigo dei gelati. Ecco, il giorno in cui il bar metterà un tablet al posto del giornale, uno di questi cacciatori, di questi ex agricoli, della provincia di Viterbo parlando, perché un caso così particolare ed esemplificativo, prenderebbero il tablet e lo spaccherebbero in testa al barista. Ve lo vedete? Uno che vuole leggere la cronaca locale, gli dicono c'è il tablet lì avvitato nell'angolo col tasselli. Fantastico. Poi spesso girano armati questi qua, nelle campagne hanno i fucili da caccia. Qui la California, quando avevo l'attività nel bar di fianco, giravano col fucile a tracolla, come se fossero a riserva di caccia, nel parco del Pollino in Calabria, andare a cacciare i cinghiali, fuori di testa. Vabbè. Andiamo a prepararci e radiamo. O volete prima che vi legga 2 pagine del Tirreno? No, radiamo, perché sennò alla fine sa chi. Allora, contropelo, sentite? Fantastico. E qua al secondo passaggio il mio single edge. Esprime in zona baffi, con tutta la discrezione che bisogna usare nelle parti più delicate come baffi e mento,
il suo polso e la sua dolcezza, no? Grande versatilità. È un rasoio per tutti, perché se lo uso io vuol dire che lo possono usare tutti. Essendo un incapace. Bene, la zona baffi lasciamo all'ottimo bilanciamento del nostro. Qualcuno parla di come si impugnano i rasoi, io li tengo un po' come mi viene, sempre verso il basso. Mi piacciono dei manichi piuttosto lunghi, tipo il fatip piccolo, quello corto, cos'è? Il fatip dei nani, che cos'è? No, non so, vabbè. Quelli che hanno le braccia lunghe hanno bisogno del manico corto. Vabbè. Secondo passaggio, se voi continuate, sentirete di continuo il rasoio che lavora, quindi vi portate via un 10 mm di pelle, fate un bel peeling, ma è meglio che andiamo avanti. Però prima di andare avanti vi ho promesso che avremmo anche dato la giusta dignità alla redazione livornese del Tirreno. E cosa abbiamo isolato, perché non è che si parli solo di questo povero ragazzo, ma insomma anche all'interno troviamo grattacielo raso al suolo. Ecco qua, questa è la parte dedicata 2300 i missili lanciati dalla striscia di Gaza. In realtà io so che erano 2900. Vabbè, comunque erano un po' di più, ma qua bisogna capire che da che parte sta la redazione del giornale. Poi io sotto le bombe e la guerra negli occhi di Anna, questa è perché è toscana, e questa giornalista che si chiama Anna Maria Maggiar Barducci, qua è fotografata seduta in un bar di Gerusalemme, è una marocchina, italo-marocchina, cresciuta tra Viareggio, Marocco, Tunisia e Pakistan. 39 anni, giornalista e ricercatrice, viene intervistata dal Tirreno, scusate, e vive a Gerusalemme, dove ha sposato un ex consigliere di Yitzhak Rabin, indimenticato primo ministro. Cioè non ha sbagliato, non è che ha sposato un venditore di gassose o di succo di pompelmo, uno dell'establishment di Yitzhak Rabin. E come va? Ma veda lei, a me non sembra che vada molto male. Infatti vive, gli si chiede, in quella Gerusalemme che appena un paio di mesi fa è stata simbolo dell'uscita dalla pandemia da Covid-19, con le strade che tornavano ad affollarsi grazie alla precoce e massiccia campagna vaccinale. E la Via Regina cosa risponde? Gerusalemme oggi non ha la vitalità di qualche settimana fa, e purtroppo la città è adesso divisa tra ovest ed est. Gli israeliani non vanno a Gerusalemme ovest, nonostante in tempi normali i palestinesi vengano quotidianamente da questa parte della città per lavorare, fare shopping e andare al ristorante. Quindi pagina 8 e 9, bisogna girare, aspettare fino a pagina 9 per leggere cosa accade nella striscia di Gaza. E all'interno della cronaca di Livorno, che apre col porto, ora prova a ripartire, io vado a isolare, andare a vedere le emozionanti inchieste di questo giornale di costa italiana. E cosa abbiamo qui? Bandiera palestinese appesa sul monumento a Ciano. Io qua ho scritto Costanzo, vedete, col verde, tutti pensano Galeazzo Ciano, invece no. Questo è un video fatto con un drone, vedete la bandiera palestinese, quello è il basamento di un fusto, un fermo immagine. Vabbè, quella organizzata ieri mattina è solo una delle iniziative a Livorno per sostenere il popolo palestinese nella nuova guerra in Medio Oriente, che non è una guerra, perché hanno già detto che non è un'intifada, perché manca la partecipazione popolare di quegli anni andati, i tempi della guerra in Iraq e via discorrendo. L'altra è andata in scena nel pomeriggio in Piazza Grande, dove un corteo di un centinaio di persone ha sfilato per le vie del centro al grido di Palestina libera, Palestina libera. Cosa gliene fregherà un livornese della Palestina? Obiettivamente, Livorno è una città godereccia, col porto, di gente molto solidale, che pensa principalmente a mangiare il buon caciucco in compagnia. Quindi avrei voluto intervistarli questi in Piazza Grande col pugno alzato, viva la Palestina. Comunque, onore del vero, fa sempre bene mettere in evidenza ciò che accade nel mondo in questo momento, che la gente sappia, è anche giusto dirlo. Così, andando avanti per dar maggiore forza alla protesta, gli organizzatori hanno scelto il monumento a Ciano per installare la bandiera palestinese. Un luogo che si trova a metà del percorso tra la devozione per la Madonna, il blu del mare e il Monte Burrone, da sempre al centro di critiche
polemiche e progetti mai portati a termine, tanto che ormai quello che doveva essere il piedistallo che sosteneva la statua di Costanzo Ciano, vestito da marinaio, è completamente abbandonato dalla fine della seconda guerra mondiale. Questa è la riconoscenza e questo è l'impegno dei livornesi per la causa palestinese. E poi andando a bomba, qua 24 ore in città, nelle ultime di cronache, quello che interessa, che attira, no, l'attenzione, un lungomare con un guardrail, con un cavalletto, accusa un malore alla guida e si schianta sulla ringhiera. Questa è una notizia da scrivere. Non è neanche detto se è un uomo o una donna, è il conducente di una Panda, forse non hanno l'animo, il coraggio e la faccia di dirlo. Quindi andiamo avanti, bagniamo, perché poi abbiamo, io ve lo dico, anche da dare uno sguardo qui dentro, la grande bugia verde. Ora io non parlerò del mondo ricoperto da questa glassa verde, perché vado intanto a bagnare. Mentre il tempo galoppa e probabilmente già ci saranno inseguimenti di biciclette, tandem e risciò nella pineta di Marina di Cecina, sul tombolo di Cecina, quindi noi andiamo avanti pensando anche alla serenità di chi prende la sua vetturetta e viene a passarsi la giornata qui. Però non c'è molta gente, vi devo dire, un po' perché mancano anche un po' i soldi, quindi insomma i ristoranti sono aperti, certo che sono aperti anche la sera fino alle 22. Vabbè, bene, qua siamo ormai alla fine, quindi rimane ancora un'ottima presenza che, devo dire, contribuisce a preparare il terzo ed obliquo passaggio. Io vi invito anche, se ve lo volete appuntare, di consultare gli archivi dei block notes scritti da Massimo Bordin, storica voce di Radio Radicale di Stampa e Regime, disponibili online sul sito. Quindi cercate archivio Bordin Radio Radicale e andate a vedere le fotografie scansionate degli appunti stenografici di Massimo Bordin. Il lavoro di Radio Radicale è veramente incredibile, è un lavoro di approfondimento e di conservazione della storia incredibile, per addetti ai lavori, per appassionati, per gente come noi che non sta più insieme. Com'era quella canzone di quegli anni dell'Italia ridanciana, dei palchi, dei lustrini, delle paillette, di cui è rimasta proprio ancora il desiderio di promozione attraverso la faccia di Amadeus, proprio un personaggio da smoking noleggiato al centro Rai. Allora, prima di raderci, di fare l'obliquo, come vi ho detto, ma rapidi, da cosa abbiamo trovato? Qua vediamo un po'. Il primo articolo qua, l'ultimo fascismo che cercò la bella morte. Io non vi leggerò l'articolo di Veneziani, ma volevo sottoporvi queste cartoline per gli appassionati del vintage della 10ª flottiglia MAS. Voi sapete, dopo l'8 settembre la Repubblica Sociale richiamò molti giovani. Eccolo qua, questo sono alcune cose che non è apologia del fascismo, cioè non è, diciamo, nostalgia. In ogni caso, La bella morte è ora, e qua viene la cosa particolare che ci spiega Veneziani, il titolo di un libro di Gianni Oliva dedicato agli 800.000 uomini e donne che scelsero la RSI, Repubblica Sociale Italiana. Oliva è uno storico, un giornalista della sinistra torinese, viene dal PCI e col PD ha coperto ruoli pubblici. Pur restando in una visuale partigiana, non rinuncia alla verità storica, vuol conoscere le ragioni, le passioni e le versioni di chi stava dall'altra parte e si avvale delle loro testimonianze e riparte dalla ricerca di Renzo De Felice, grandissimo storico del fascismo. Il primo fascismo, conclude, era nato o cresciuto nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, nel culto d'annunziano della bella morte, Tarditi, Teschi, camicie nere, culto degli eroi caduti. Alla fine della sua vita a Salò ritornò alla concezione della bella morte legata alla visione guerresca e d'annunziana. Ma la morte non fu bella, conclude Veneziani. Andiamo avanti, di corsa, avanti. C'è un interessante approfondimento di un esperto di strategia politica che scrive questa rubrica che io non avevo ancora mai incontrato, vedo se riesco, se non ho il Parkinson, a mettervelo in evidenza, dove si parla che c'è un triangolo tra Roma, Parigi e Washington. Questo è Francesco Galietti, che è esperto di scenari strategici, fondatore di Policy Sonar.
Con Mario Draghi a Palazzo Chigi il governo italiano non ha ostacolato l'acquisizione del credito valtellinese da parte dei francesi di Crédit Agricole. Per farla breve, tra Francia e Italia è scoppiato l'amore e tutto lascia intendere che il cupido geopolitico sia Joe Biden. Ecco perché. La storia personale di Draghi è molto più atlantista di quelle dei numerosi francofili che popolano la politica italiana, specie nel centro-sinistra. E proprio per questo e attraverso le lenti atlantiche che va analizzata la convergenza italo-francese, agli occhi degli Stati Uniti il tandem Roma-Parigi potrebbe essere un rimedio per puntellare la UE nell'assenza della Germania, i cui vertici politico-istituzionali sono già assorbiti dalla campagna elettorale e saranno ulteriormente distratti, attenzione, dal periodo di assestamento che seguirà il voto, perché la Merkel, io se riesco a bomba ve la faccio vedere, sarà sostituita da una giovane donna, per fortuna così anche un po' meglio della Merkel, insomma speriamo, di apertura, che se riesco ve la faccio vedere senza rubarvi troppo tempo. Quindi in Germania si vota, ci sarà un grande sconquasso, eccolo qua, Charlotte Baerbock, eccole qua. Il vecchio e il nuovo, questo è il nuovo e l'altro è il vecchio. Saprà Annalena prendere il posto di Angela? Ecco, quindi in questo scenario la Germania sarà distratta, no? E quindi Biden ha interesse che in Europa ci sia un'attenzione, che non si dorma nel vecchio continente, ecco, andiamo avanti. Oggi Joe Biden è molto attento ad assicurarsi un allineamento all'Eurozona rispetto alle due grandi iniziative dell'amministrazione democratica. Il pedale sul piede dell'acceleratore fiscale è una massiccia campagna di investimenti green. Nessuna delle due può essere coronata da successo se il vecchio continente rimane tiepido. Draghi ha segnalato poi la volontà di controbilanciare il processo di saldatura tra Germania, Turchia e il Nord Africa, di cui Taranto, e viene sempre fuori, e in particolare la direttrice Turchia-Taranto-Tunisia, sono perno fondamentale. Nel globo Taranto diventerà, oltre che la città più chiacchierata per l'inquinamento tumorale, il centro delle strategie globali, ma una cosa non mi stupisce, c'è lo stretto, insomma, sapete, il Mediterraneo. Allora, poi vi spiego. Per quanto riguarda Mosca, Draghi ha chiarito già nel discorso inaugurale che non intende farne un nemico, quindi saremo amici anche di Putin. A bomba, vado avanti. Vittorione Sgarbi, adesso qua ragazzi non sta bene, Vittorione ha un tumore purtroppo curabile per fortuna, e Terry Marocco ne fa come sempre un bel ritratto anche motivante, lo va a trovare a pranzo, lo aspetta nel pianterreno della sua casa nel centro di Roma e poi vanno insieme al ristorante a Trastevere, all'antico Moro, in via del Moro per l'appunto. Lui che Sgarbi cosa dice? La malattia va presa di petto, non sfidarla, perché sarebbe stupido, ma non farti piegare da lei. E in questa giornata dove vediamo anche uno Sgarbi con sciarpa rossa polemico e alla Biennale di Venezia con una bella statua femminea su un trono di plastica, lo vedete sorridente, alcuni anni fa fu direttore della Biennale. Non volevo fare una confessione, dice Vittorione Sgarbi, ma l'idea di superare il tabù è stata percepita come una forma di umanità. Sono sempre stato convinto che la malattia richiedesse riservatezza, che poi è la linea in cui sono stato educato. Quindi avrei dovuto tenere per me anche questo, ma visto che il Covid è diventato una malattia pubblica, con quasi l'obbligo per i personaggi noti di dirlo, esibirsi come fosse un dovere denunciarlo e farsi fotografare sfatto sui social, allora non capisco perché deve essere pubblico chi ha il virus e non chi ha il cancro. E poi si fa domande sui rischi della vita. Andare in bicicletta da soli da Roma a Sutri, che rischio comporta Sutri? Perché come vi ho detto è sindaco a Sutri. Le precauzioni non possono essere irragionevoli. Se io devo masturbarmi e non mi metto un preservativo, questo è molto intelligente, no? Fa pensare nella vostra domenica sonnecchiosa, su questa frase di Vittorione, consumate il vostro spritz. E infine conclude, chi ha una visione del mondo costruita sa dove vuole arrivare, io invece ho raggiunto molti traguardi, ho vissuto tante vite. Il futuro è una lavagna nera davanti a me dove disegno ogni giorno quello che faccio. Non so cosa capiterà tra 4 anni. Molto bello questo articolo, quindi dà molta carica anche a chi si trova in condizioni di difficoltà di salute importanti come quelle di Vittorio, a cui faccio tantissimi auguri di pronta ripresa, anche perché c'è la campagna di Roma che incombe, mentre qua nevica come a Natale, pronti da Harrods fuori a fare le spese. E poi la scontatezza del panorama, Sua Maestà la Pasta, e di nuovo qua ci si ha una marchetta
purtroppo di Carlo Cambi e Chiara Risolo, che è chiaramente una comprimaria. Carlo Cambi un po' più approfondito, parlano di alcuni produttori di pasta fotografandoli. Io non sono riuscito, a parte il dato statistico, no? Classico, quanta pasta ci mangiamo? Beh, guardatevi, andate allo specchio, basta guardarsi. Abbiamo sfondato di nuovo il muro dei 23,5 kg di pasta consumata pro capite divorati all'anno, il che ci mette di gran lunga in testa al mondo. Dopo di noi vengono soltanto chi che ne consumano 17 kg. Chi è secondo al mondo dopo l'Italia? So che state pensando, penserete ai belgi, penserete a qualche paese dell'America Latina, no, sono i tunisini. 17 kg secondi. E poi a bomba il fusillone. Ecco, io non faccio marchette, non voglio fare pubblicità, ma qua abbiamo il fusillone Armando, che ha chiaramente nell'Avellinese, si trova Flumeri, produce questo fusillone. Se qualcuno lo conosce mi scriva se l'ha provato, perché visto così mi sa tanto sempre di un approccio sempre un po' erotizzante della vita. E mentre andiamo a ripassare tutto, guarda che se continuiamo così, guardate che roba, si è completamente asciugata. Non potete fare quello che faccio io, dovete radervi, non ascoltate me, non fatelo a casa di radervi col giornale davanti. Quindi aggiungiamo acqua e vediamo di concludere degnamente, cercando di interrompere questi fiocchi che svolazzano dentro il bagno e andando a riprendere gli ultimi giri sinistrorsi della nostra crema nel pennello, manico Tonarini, che non si vede più, il nembaro del gabbro, non vedete, un manico chiaramente a 100% tasso, ma questo già lo sapete. Andiamo a bagnare, scusate perché un po' bisogna bagnare, e ripassare, come già fare una sorta di sciacquatura in uova steso. Qua è inutile, resta lì a rimettere sopra una schiuma secca della schiuma umida, viene fuori un casino che poi vengo cacciato da tutti i canali che saluto e che gentilmente mi ospitano. Il canale del Gentleman Style, dell'amico Donato, dell'amico Vincenzo Pitrelli, come saluto anche Moltefeltro Wet Shaving, che mi offre sempre ospitalità, come i ciotolari Pachamama pogonotonomici della grandissima Elisabeth Occhi, che ha prodotto una favolosa tazza con Giglio di Firenze, meravigliosa, che onora la Toscana, nonostante il disonore dell'inquinamento, delle concerie. Quindi grazie Elisabeth per aver dedicato a Firenze, che Firenze sta alla Toscana come Milano sta alla Lombardia, cioè una cosa a parte, in ogni caso molto bello. E saluto anche Extro, il sito, la pagina Facebook di Donato Ciniello e la rasatura tradizionale francescana, dove cerchiamo, come vedete, low profile, senza sprechi, senza, diciamo, scorciatoie di raderci, solamente per uscire nella nostra città, portando appresso una sensazione di freschezza, di pulizia, come si può dire, di decoro. Saluto anche Marco Traverso, che non vedo da tempo, perché giustamente aveva detto che non avrebbe più girato tutte le domeniche, ma lo saluto con molto affetto. Saluto l'amico Fulvio, che sicuramente è in ascolto, a cui auguro una buona domenica, e vado in obliquo. In obliquo c'è ancora me, barba. È un godimento, perché è necessario, si può dire, lo faccio o non lo faccio il terzo, magari finisco prima, no, finisco prima, è un divertimento, la barba si finisce più tardi possibile. La prolissità, brutto limite, ne sono purtroppo colpito gravemente. La dote della sintesi non mi è propria, soprattutto quando faccio qualcosa di divertente come farmi la barba la mattina. Anche perché pensando che entro domani devo versare l'INPS trimestrale mi vengono già le ragadi, non vi dico dove, è un tormento psicologico nel versare allo Stato, in quanto io lavoro con partita IVA, no? E quindi come tutti gli sprotetti sono tenuto a versare i contributi e le tasse che i dipendenti hanno ragionevolmente trattenute alla fonte. Non è che non le paghino, ma psicologicamente non hanno materialmente la sottomissione del cittadino contribuente di mettersi al computer e di sfilarsi via un banking
soldi da versare a qualcun altro, questo Stato inesistente, questo Stato che annaspa, che aspetta soldi, no? Andiamo a bagnare, qua il terzo passaggio è finito, io non... sono veramente contento. Bene, dopo aver abbondantemente sciacquato, andando a tamponare con questo asciugamano color tortora, è sempre lui, il viso, pensiamo a un after. Siamo un after, e se ci facessimo un Pinot Clubman? Cosa ne direste voi? Un classic, il dopo barba degli ambienti del Bilderberg, non so, e che sarà mai Bilderberg? Dove ci sta Lilly Gruber, fantastico. Allora, mentre lasciamo asciugare, e l'aria in questo caso, come sapete, è favorevole, io vi avevo parlato di un film di cui ho fatto cenno e che questa settimana ha portato un grande dibattito su Facebook, andate a cercare, non è un caso Moro, la verità, finalmente. Allora vi presento, proprio a titolo propagandistico, perché Paolo Cucchiarelli, che è un amico, con Tommaso Minniti ha svolto questo bellissimo lavoro d'inchiesta con 2 libri, di cui vi ho già citato le fonti, che ho anche letto, e questa è la vera storia di quello che è accaduto, no? In via Fani e durante 55 giorni. Potete scaricarlo, come vi ho detto, dal sito nonesuncasomoro.com per avere verità. Verità sconvolgente. Io però ritorno negli ambienti americani, proprio parlando, come abbiamo detto, di trame atlantiche, no? E di caso Moro, no? Insomma, di tutti i luoghi in cui fu tenuto grazie alla compiacenza tra la finanza, il Vaticano, la CIA. Andate a cercare il Secret Team, chi era Steve Piesnik, e poi mi direte qualcosa, se avete il piacere di vedere questo film. Qua l'uomo, Aftershave, questo è un grande classico in plastica, da viaggio, ecco, queste sono le cose da portare sempre in valigia. Voi, se dovete uscire di qui, e anziché andare a prendere un caffè, tanto vi schiaffeggiate e datemi un sacco di sberle, volete andare a una riunione di qualche consesso internazionale economico a Roma o a Washington o a Vilnius, non so, a San Pietroburgo, e volete uscire dal vostro albergo all'Ermita, andare verso l'Ermitage a piedi con la vostra valigia di pelle, e incrociate un russo che sente questo profumo e dirà: questo come minimo è una spia americana, perché questo gusto, questo profumo, questo senso, questa benzina verde di altissimo rango che voi avete messo in viso vi garantirà certamente un periodo che precederà il vostro pranzo, dove lascerete stupefatte le persone che vi incroceranno. È qualcosa che va a chiudere una rasatura importante, quindi dal Giappone delle Kai, le facciamo rivedere al Pinot Clubman USA. Ragazzi, concludiamo con una osservazione, e qua, come vi ho accennato al libro di Balbo, chiaramente non ve lo voglio leggere perché sono un po' lungo, ma avevo preso una robina guardando l'articolo, no? Sulla 10ª massa, sulla Repubblica Sociale, si parla di Israele, di antisemitismo. Voi sapete Balbo, che era un gerarca nato e cresciuto politicamente a Ferrara, perché lì era nato, poi è diventato ministro dell'aeronautica, però gestiva in maniera molto decisiva il potere a Ferrara. Qua si parla dell'antisemitismo ferrarese, perché c'era una notevole presenza di 700 ebrei nel 1938 che componevano la comunità, e contava una maggioranza di media borghesia, quindi ebraica, di commerciale e minoranza proletaria, un certo numero di agrari medi e grandi. Chi cerca di definire se Balbo e il fascismo ferrarese fossero filosemiti o antisemiti dimentica che a Ferrara il problema non si poneva, perché gli ebrei non erano discriminati, ma giustamente considerati cittadini a pieno titolo, e infatti furono in grande maggioranza fascisti ferventi. E qua, da un elenco che tratto nel 1936, il generale Moizzo, generale dell'Arma dei Carabinieri, scriveva in risposta ad una sollecitazione del ministro degli Interni: da riservata indagine è risultato che in Ferrara domiciliano circa 800 ebrei, molti dei quali occupano importanti cariche pubbliche. Sono di fatti ebrei, il podestà del comune,
il segretario capo della provincia, il segretario capo del Consiglio provinciale dell'economia, il giudice istruttore del tribunale, il preside del liceo classico, il preside del liceo moderno, il presidente dell'opera maternità e infanzia, 2 sindaci della Banca d'Italia, il presidente della cattedra ambulante dell'agricoltura, il reggente della sezione di Portogruaro della cattedra stessa, il presidente della federazione provinciale fascista del commercio, vari altri componenti di commissioni locali. Quindi questa era la versione dei fascisti, chiaramente prima del 39, delle leggi razziali, del bacio a Hitler, di come erano trattate male in provincia del Ferrara dei gerarchi bastonatori fascisti. Al di là di questo io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona domenica e ad Andrea e da domenica che barba, ciao!